Pigiama per 6 è classico meccanismo perfetto, un testo teatrale a cui lo spettatore si appassiona, domandandosi minuto dopo minuto come faranno o se ce la faranno i protagonisti a dirimere, dipanare una matassa sempre più complessa. Lo chiediamo direttamente a loro, al cast di Pigiama per 6, ospite di questa puntata del Teatro a Casa Tua. Buonasera, benvenuti a tutti e a tutte, Ciao, soprattutto ciao. da casa a teatro questa puntata del Teatro a Casa Tua. Raggiungiamo appunto il cast di Pigiama per 6 direttamente nei camerini mentre si preparano per tornare in scena con questo spettacolo che vedremo nei teatri del circuito ERT. Quindi grazie. E partiamo proprio dallo spettacolo, quindi io chiederei a voi di raccontarci chi sono questi personaggi a cui il pubblico si affezionerà molto vedendovi a teatro. Middle class che si tenta di poter nascondere le sue intemperanze matrimoniali. Il marito, un cornuto, cornificatore e cornuto. Poi il mio amante lì dietro, eccolo lì. Un'altra amante sua. La donna di servizio. Il marito della donna di servizio. Diciamo quindi è una che si storia di potrebbe dire, relazioni. voi dite il teatro a casa tua, invece noi facciamo casa nostra in teatro. Esatto. Dunque, quindi è uno spettacolo di grandi relazioni, di relazioni che si intrecciano tra di voi. Potete raccontarci un po' la trama dello spettacolo? Ma non abbiamo capito bene neanche noi poi alla fine come siamo messi, infatti non si capisce chi è l'amante di chi alla fine. Sì, è un intreccio estremamente complicato, ma è proprio per questo estremamente divertente, perché perdiamo a volte il filo anche noi e soprattutto lo spettatore che non... Forse lo spettatore si diverte proprio perché alle nostre spalle sa e capisce, mentre noi continuiamo a essere ignari di quello che ci succede. Sì, perché si creano continuamente equivoci su equivoci che invece di dipanare la situazione la intrecciano ancora di più, per cui alla fine veramente il caos è totale. Quindi, ripeto, anche noi a volte non riusciamo bene a capire se siamo noi, se conquistiamo, eccetera, eccetera. Chi è l'amante di chi? Appunto. Ci proviamo, no? È una commedia estremamente divertente. Adesso noi siamo un po' più in tensione perché la stiamo riprendendo dopo un lungo intervallo e ci stiamo... La cosa bella, almeno per me, è che mi fanno tanto ridere i miei colleghi, è molto divertente. Bisogna solo stare attenti a entrare in scena al momento giusto e non perdersi, perché ti perdi a guardarli e ascoltarli. Sì, la cosa singolare, scusate, di questa commedia è che tutti noi che nel momento particolare non siamo in scena, siamo tutti in quinta a ridere alle spalle dei personaggi che sono in scena. Quindi è un divertimento. È stato un grande aiuto, parlo per me. Però fare questo spettacolo è stata una festa dopo il peso di questi anni, una vera festa, e speriamo lo sia anche per il pubblico. e poi incredibilmente stasera abbiamo scoperto che uno dei personaggi, per la prima volta dopo un anno e mezzo, uno dei personaggi si chiamava George. Noi non lo sapevamo, perché questa è una roba che non viene mai detta. Perché per voi era il marito è sempre stato il marito della la bella di questa commedia è che ognuno pensa dell'altro che sia una persona che poi non lo è. Tutti quelli che entrano, per quelli che sono in scena, sono delle altre cose rispetto alla trama. Io non ho capito quello che ho detto, ma spero che voi abbiate capito. Il pubblico viene anche 2 o 3 volte per capirlo. La cosa bella è quella, riempiremo i teatri. E la cosa strana, adesso io vorrei chiedere anche ai miei colleghi, che si parla di corna, eppure il tema è così attuale. Io dico, ma dopo tutto questo poi negli anni scritto 80. negli anni 80, invece lo spettacolo è molto attuale. Le corna
Vanno sempre, via come il pane. E sorprendentemente appunto il pubblico si immedesima proprio anche nel tema degli equivoci, perché a tutti capita, anche se non proprio questa situazione, comunque. No, si medesima, perché dai, diciamoci la verità, chi non ha tradito mai nella vita? Nessuno. Adesso io proverei a lasciar stare il discorso. Senza approfondirlo troppo, ecco, però diciamo che senza dichiarare, non c'è bisogno di dichiarare le proprie, diciamo, quello che è stato fatto per poter venire a teatro e divertirsi con voi in questo spettacolo. Questo è però, se posso dire, è vero, noi ridiamo, giochiamo, si parla di tradimenti, però ha anche un aspetto molto poetico questo spettacolo, perché è un affresco, è uno spaccato su veramente la relazione di coppia e anche tutte le ambiguità e anche tutte le ipocrisie. E ovviamente davvero prima abbiamo scherzato, però come c'erano negli anni '80 ci sono sempre state e ci saranno sempre. Diciamo che la gente quando esce dal teatro dice la verità. Sì. Solitamente decide di dire la verità. Ma soprattutto lo spettatore si domanda come il personaggio in quel momento in scena riesce a venire fuori da una situazione che sembra irrimediabile e invece in qualche modo il personaggio ne esce. Sì, ma qua c'è la maestria di un autore come Camuletti che negli incastri difficili riesce sempre a tenere il bandolo della matassa. È un autore straordinario, francese. Ha scritto tantissima commedia di quel genere che noi in Italia non abbiamo, che è la commedia brillante, e ci regala proprio un meccanismo veloce e feroce, in cui continuamente si cambia il punto di vista. Quindi credo che ce ne sia, insomma, per tutti. È anche molto divertente, come per noi in scena, seguire. In certi momenti sembra impossibile uscirne, come diceva prima Antonio, e noi stessi diciamo adesso come me la cavo, e poi l'autore ti dà un abbrivio positivo e magari ce la facciamo, poi vediamo. C'è anche quella curiosità che ha il pubblico di vedere se l'attore in scena ci riesce oppure no a ingannare tutti. E poi alla fine muore. No spoiler. No, beh, è assolutamente poi la forza di un testo che, dicevamo, è degli anni '80, ma che riesce a emozionare, a coinvolgere il pubblico anche oggi, anche voi che appunto lo riprendete dopo alcuni anni e voi stessi siete coinvolti da quello che recitate, da quello che portate in scena, e sicuramente questo è molto bello ed è molto forte. Sì, ci si mettono le luci, ci si mettono le musiche, insomma la regia, lo spettacolo non si fa da soli, non basta un testo, ma il testo è molto, molto forte. Sì. Beh, dunque noi diciamo ci medesimiamo tantissimo, noi veramente, io certe volte vado via la sera e non saluto Max, ma proprio non il personaggio, proprio Max. Tu lo saluti me, sì, mi rendi conto? Ma io ho i miei motivi. Vedi qua, appunto siamo arrivati. Comunque facciamo tutti ridere. Lui fa ridere, lei fa ridere, lei fa ridere, lei fa ridere, lui fa ridere. Tu fai ridere. Tu fai ridere. Aspettavo, grazie. Si vede, insomma, mi sembra che sia abbastanza chiara la situazione in compagnia, è assolutamente. Eravamo in 18, ma non ci stavamo per l'intervista. Quindi viviamo condensati, no? Ma sicuramente tutto questo sta passando a chi ci sta ascoltando e ci sta seguendo in questa intervista, e speriamo sia ancora più incoraggiato a correre a teatro per vedere Pigiama per 6. Quindi diciamo... E poi in scena siamo meglio, siamo meglio che davanti a sto quadratino, perché in questo quadratino già cerchiamo di capire se riusciamo a vederci tutti, ma in scena siamo meglio. C'è una cosa che il pubblico può fare, può venire a teatro in pigiama. Questo è un invito molto, molto allettante. Ricordiamo quindi le date. Non lo smentisce, non lo conferma. Ragazzi, mi sembra che sia stato detto tutto.
Se volete comincio con la storia del teatro, dal teatro greco, se vogliamo cominciare. L'abbiamo di lì, distrutto. perché poi dopo li devo menare, scusate, devo andare a prepararmi. Vedi che ci vedi No, ricordiamo semplicemente prima di salutarci le date che non le abbiamo ancora dette, appunto nel circuito ERT. Pigiama per 6 sarà il 2 febbraio a Cordenons, il 3 febbraio a Palmanova e il 4 a Maniago. Dunque, queste sono le date della tournée. Vi aspettiamo in Friuli Venezia Giulia. Grazie mille a tutti per averci accompagnato in questa puntata. Aspettiamo, voi aspettate noi perché siamo noi che veniamo lì.